Se volete intanto prendere posto, cominciamo fra pochi minuti. Grazie. Allora, eccoci qua. Allora, grazie anche questa sera di essere tutti qui. Questo è un appuntamento sempre molto importante. Siamo a metà della Venice Glass Week ed è il momento delle premiazioni ed è la fine un pochino per noi di un percorso che è cominciato l'anno scorso alla fine della settimana del vetro un anno fa e attraverso selezioni, incontri ha portato a questa edizione di The Venice Glass Week un po' complicata, ma alla fine mi sembra di grande successo. Mi sembra che ci siano iniziative importanti in tutta Venezia e io voglio ringraziare, poi lo faranno anche quelli che vengono dopo di me, tutti quelli che comunque hanno partecipato, hanno messo la loro energia e la loro hanno creduto in questo festival che alla quarta edizione dimostra comincia a essere maturo e speriamo che in futuro sia sempre meglio e quindi questa sera l'Istituto Veneto, che tradizionalmente dava un suo premio, non ha avuto quest'anno la possibilità di assegnarlo, ma volentieri abbiamo partecipato ai premi offerti da Autonoma e da Bonams. Ecco, io adesso ho finito, così la premiazione inizia. Grazie, grazie. Un applauso direi a Giovanna Palandri, che ricordiamo cancelliere dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, nonché membro della giuria del Bonhams Prize for the Venice Glass Week. Io chiedo gentilmente, e ringraziamo naturalmente anche quest'oggi di essere con noi, Marta Brotto, perché procederà con la traduzione di quanto detto appunto da Giovanna. È acceso. Can you hear me? Yes. Well, thank you very much for being here tonight once again. This appointment is very important. We're halfway through the Venice Glass Week, and it is the moment to award our prizes, which represent the end of a journey that started last year, and then through selections and meetings, we arrived to this edition, which has been, of course, complicated due to the current situation, but we managed to put it together once again. Thanks to all the contributors, everybody that put their energy and effort in organizing this festival that has reached its 4th edition, so we can say that it is now mature. This year, the Venetian Institute of Science, Arts and Literature did not have the opportunity to grant a prize, but it has contributed, we have contributed to the Autonoma Prize and Autonoma Residency Prize and the Bonhams Prize. So thank you very much. And these were the words of Giovanna Palandro, the Chancellor of the Venetian Institute for Science, Art and Literature. Grazie Marta. E allora un buon pomeriggio a tutti. Cominciamo subito, sono 2 i riconoscimenti che verranno assegnati quest'oggi e quindi direi di cominciare con l'Autonoma Residence Prize. Inizierei presentando Alice De Santillana, co-founder Laguna B, al centro del nostro tavolo. Buon pomeriggio. E Marcantonio Brandolini Dadda, co-founder di Autonoma. Buon pomeriggio. Allora direi di cominciare proprio con un altro ospite che salutiamo perché dovrebbe essere in collegamento con noi da Seattle, Benjamin Wright, direttore artistico della Pilchuck Glass School. Vediamo se funziona il collegamento. Eccolo qua. Good afternoon. Hello. Welcome, everybody. It's hard to believe it was only a year ago that I was there at this very event in Venice. Very sad to not be there this year, but excited to join you all from Pilchuck.
from the woods here in the Pacific Northwest of the U.S. I'll be talking a little bit later, so I look forward to joining the ceremony. Benvenuti, l'anno scorso ero lì con voi e oggi invece purtroppo non posso esserci e questo mi rende molto triste, però riesco comunque a parlare con voi dalla costa occidentale, nord-occidentale del Pacifico qui negli Stati Uniti e dirò qualcos'altro più tardi, grazie. Ricordiamo che il premio viene attribuito a un artista o designer che lavora nel vetro artistico di un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, scelto tra gli espositori di The Venice Glass Week Hub Under 35, che vi ricordo l'esposizione a Palazzo Loredan, proprio qui vicino, e invito tutti a visitare se ancora non l'avete fatto, insieme alla mostra al piano superiore di The Venice Glass Week Hub, per la quale ringraziamo Rosa Barovier Mentasti che ha seguito la selezione degli artisti. Possiamo fare anche un applauso, riscaldiamo anche la platea. Marta? So let's start, let's get to the very heart of this meeting. Let's start with the two prizes, and the first one will be the Autonomous Residency Prize. We have here the panel, Alice de Santillana, sitting in the center, and Marcantonio Brandolini D'Adda at the bottom of the table. We have also heard the words of another guest who's connected with us from Seattle, Benjamin Wright, who's the art director of the Pilchuck Glass School. This prize is awarded to artists and designers working glass, aging between 18 and 35, exhibiting at the Venice Glass Week Hub Under 35 exhibition, which you can see here in Palazzo Loredan. There is also another exhibition on the upper floor, and the curator for these two exhibitions is Rosa Barovier Mentasti. Allora, entriamo nel merito e capiamo qual è la genesi e soprattutto il senso del progetto Autonomous Residency Prize con Marcantonio Brandolini D'Adda, che ne è sicuramente l'ispiratore. So let's now leave the floor to Marcantonio Brandolini D'Adda, who's going to explain to us which is the genesis behind this prize, the Autonomous Residency Prize. Ok, sì, in italiano, giusto. Intanto grazie mille a Giovanna che ci ospita oggi in questa magnifica sala e grazie a tutta l'organizzazione di Glass Week che come sempre è impeccabile. Siamo qui appunto Alice ed io per presentare il premio Autonoma e per chi non c'era l'altra volta all'inaugurazione vi spiegherò un po' come è nata Autonoma e che intenzioni ha e poi il susseguirsi. Autonoma è un progetto nato nel 2017, prodotto da Laguna B, l'azienda in cui lavoro, in collaborazione con Pilchuck Glass School, che è, secondo noi, secondo Laguna B, un'ispirazione per molte persone coinvolte nel mondo del vetro. Abbiamo deciso di creare appunto Autonoma con l'aiuto e le grandi energie di Alice de Santillana, qui vicino a me, e con l'intento di contaminare di energie dal mondo intero l'isola di Murano. Quindi abbiamo iniziato appunto creando dei workshop negli ultimi 3 anni. Quest'anno avevamo in programma di iniziare il nostro programma Autonoma Next, che ha l'intento di creare una nuova generazione di maestri vetrai, quindi c'è stata una collaborazione con vari istituti americani liceali che si occupano appunto di arti di qualsiasi tipo e li avremo fatti collaborare fisicamente qua a Murano con i studenti dell'Abate Zanetti. Quindi noi crediamo che per un giovane il fatto di
conoscere nuove realtà e dare opportunità di andare in giro per il mondo e vedere che cos'è il vetro, sia a Murano ma sia fuori a Murano, sia essenziale sia per il nostro futuro come lavoratori del vetro in isola, sia per il mondo del vetro in generale. Quindi questo è un programma che ufficializzeremo, l'Autonoma Next, domani al Teatrino Grassi, e attraverso un'intervista a Lino Tagliapietra in cui domandiamo che cosa è stato per lui crescere nel mondo del vetro e che consigli dare appunto a un giovane che vuole iniziare. Quindi diciamo Autonoma è un progetto che ha delle intenzioni diciamo positive, e quello che noi con il premio appunto che abbiamo deciso di sostenere è proprio la volontà di dare l'opportunità a qualcuno di vivere Pilchak. Quindi il premio fondamentalmente è una residenza di 2 mesi, ma questo ce lo spiegherà Ben, che molto gentilmente sta partecipando a questa conferenza, e quindi dopo se volete anche fare delle domande più tardi magari le facciamo. Quindi non so se forse adesso cambio all'inglese. Sì. Intanto no, volevo anche, mi sono dimenticato di ringraziare la giuria, di cui oggi ci sono 1, 2, 3, 4 partecipanti. C'è Caterina Toso, che secondo noi è una persona che ha una visione di Murano molto simile alla nostra, quindi abbiamo deciso di renderla partecipe. Abbiamo Alma Zevi, che è una amica prima di tutto, però una gallerista giovane, emergente, con un sacco di talento, e quindi appunto fa parte della giuria. Poi c'è Alice e Benjamin Wright e Tina Fiero, ex direttrice artistica di Pilchak. Abbiamo selezionato il vincitore, e anche i partecipanti diciamo del Hub Under 35 sono stati selezionati con un criterio che non era tanto una scelta dovuta all'estetismo, a una tecnica diciamo evoluta o alla tradizione, ma era bensì una selezione data da quanta volontà c'era dietro ai progetti. Quindi abbiamo fatto una selezione secondo questi criteri, e appunto il vincitore poi è stato selezionato con dei criteri che poi Alice De Santigliana vi illustrerà dopo, e anche dichiarerà chi è il vincitore. Quindi suspense un po', non troppa, però un po'. Quindi adesso magari inizio a tradurre in inglese. So, well, thank you very much to Giovanna Palandri to hosting us here tonight. It's such a fantastic place to be, and so thank you. Thank you to the Venice Glass Week organization. As always, it's impeccable. So we are here tonight to present the winner of the Autonoma Prize. Autonoma Prize, it's sponsored by Autonoma, and Autonoma, it's a project that has been produced by Laguna B in partnership with Pelcher Glass School and financed by different entities, and also Fondazione Pentagram, that have always been
really supportive to this initiative. So I would also say it in Italian because I forgot about that. Sì, l'Autonoma è stato prodotto Laguna B con Pilcher Glass School e finanziato da varie entità esterne, tra cui Pentagram Foundation che ci ha sempre sostenuto. So I will jump back. So I will. So yes, Autonoma started it with the intention of contaminate. I think that's the correct word. The island of Murano with external energies, which is fundamental for the evolution of the island and also in general for the world of glass. So we have been producing workshop for the last 3 years, always in partnership with Pelczak, especially also with Tina Fiero that always been part of this fantastic project. And she also, together with Alice, been, the founders of this project together with Laguna B. So then, the things have evolved during the years. We decided this year to start Autonoma Next, which is a program dedicated to the next generation of glass blowers. So it was supposed to be like a physical workshop, but that didn't happen. And therefore we had to do it digital. But yeah, it was a collaboration between high schools in the US that have as the creativity as the main vehicle of education, and also Abate Zanetti. So the idea was to have this workshop together and trying to unify the kids from Murano with kids around the world, and we think that this is actually something necessary. But anyways, we will present this evolution of Autonoma tomorrow at 6 o'clock at Teatrino Grassi. So whoever wants to come. We will present an interview that we conducted to Lino Tagliapietra, who is for us a super cool guy. And so we asked him questions about how he grew up and and asked him if he had any kind of tips to give to those kids that received the videos in preview. So they already saw it. And yeah, so here we come. So Autonoma Prize, it's a prize that we will release today. We had a jury composed by many people present here today. Caterina Toso, Alma Zevi, Alice De Santigliana, Benjamin in the video, and Tina Fiero. She was the creative director of Pelczak. And so I think now we can, I'm going to switch back to Italian, introduce to Alice. So, Alice, are you ready to... what do you mean? Yeah, of course. So I think we will give the words to Ben, quindi adesso la parola andrà a Ben, che appunto è qui con noi ed è il direttore creativo di Pelczak, è un grande amico, era presente l'anno scorso. Abbiamo un sacco di cose da fare assieme in futuro e quindi spero che negli anni prossimi verrà e che lo conoscerete in persona, perché è molto simpatico e molto in gamba, quindi insomma buona conoscersi. So, hi Ben. Hello. What's up, buddy? Hey. Ok. No. Sì. Adesso lo sentiamo forse. Sì. Allora chiediamo a Benjamin Wright, naturalmente ricordiamo che il vincitore dell'Autonoma Prize si vedrà assegnare una residenza di 2 mesi nel 2021 proprio al Pelczak, e vorremmo sapere appunto da Benjamin che cos'è la Pelczak Glass School e cosa potrà fare il vincitore
durante il periodo di residenza e perché appunto un'esperienza shuttle possa essere importante per un giovane artista del vetro. Marta. Therefore, I would like to remind you that the winner of the Autonoma Residency Prize will be awarded a residency, a 2-month residency in 2021 at the Pilchuck Glass School. Therefore, I would like now to ask to Benjamin Wright to tell us about the Pilchuck Glass School, to explain what the winner will have the opportunity to do there, and why an experience in Seattle is so important for anybody in the glass world. Thank you, and thank you, Marta, for the translation. I will try and speak slowly in small bits for you. Thank you. Thank you to Venice Glass Week and to, of course, our friends at Autonoma. This is a very exciting collaboration. It's a new prize, but part of a relationship between Venice and Pilchuck that has been going since really almost the very beginning of our school. Beh, vorrei ringraziare innanzitutto il Venice Glass Week e Autonoma per questa bellissima collaborazione che c'è tra di noi. Questo è un nuovo premio che stiamo assegnando questa sera, ma che è un po' il simbolo di questa lunga collaborazione tra Venezia e la Pilchuck, che è iniziata, direi, fin dalle origini della nostra scuola. Next year, we will celebrate our 50th season of programming at Pilchuck. As you can see, we are located in the forest north of Seattle. And 50 years ago, Dale Chihuly, along with some collaborators, the Halbergs, came up onto this hillside and decided that it would be a good place to start a school. L'anno prossimo sarà il nostro 50° anno, la nostra 50ª stagione di programmazione qui alla scuola, che si trova nei boschi a nord di Seattle. 50 anni fa, quando Dale Chihuly e altri collaboratori si recarono qui, pensarono che questa potesse essere una buona posizione per aprire una scuola. And I'm coming to you now sitting outside a cabin that Dale built on the second year of the school where I now live. And it occurs to me that the internet that we're using for this is traveling down the very same phone line, believe it or not, that Dale would use to call his collaborators all over the world, in Venice, in Czech Republic, in Scandinavia as well. In questo momento mi siedo all'esterno in un edificio che è stato costruito al secondo anno di attività della scuola, e che, ci crediate o no, internet che stiamo utilizzando per questo incontro usa le stesse linee telefoniche che usavano loro all'epoca per chiamare l'Italia, la Cecoslovacchia o altri paesi nel mondo. But the relationship goes back even before the founding of the school, thanks to the Fulbright Foundation. Dale Chihuly, Ben Moore, Dick Marcus, and Tina Alfiero, and many others, all traveled to Venice to learn the skills and design for some of the really prominent factories and glass houses in Venice. La relazione che esiste tra Venezia e la nostra scuola risale a prima della fondazione della scuola, quando fra gli altri Chihuly, Marquis, Tina Alfiero si recarono a Venezia per imparare e sviluppare le tecniche di lavorazione del vetro. And in doing so, realized how little we knew here in the very early days of the studio glass movement about how to use what for us was an exciting new artistic material. Dale drew upon those relationships in the early years of the school to invite
Checco Angera and I believe a year later, Lino Tagliapietra to travel to Pilchuck and share their knowledge with very hungry students here. Nel fare questo, appunto, ci siamo resi conto di quanto fosse relativamente nuovo per noi questo materiale nei primi giorni di fondazione della scuola e soprattutto poi per lo studio Glass americano. Il tutto è iniziato con Chihuly che invitò fra gli altri anche Tagliapietra a recarsi a Seattle per condividere con i giovani studenti le tecniche di lavorazione del vetro. These early workshops were incredibly important not only for our school but for the whole studio glass movement. As a young glassblower myself, I learned from videotapes from these early sessions that were passed around from school to school in the US. Questi primi laboratori, questi primi workshop sono stati importantissimi non solo per la scuola ma per tutto il movimento dello studio Glass stesso, incluso me stesso. This international influence has been crucial to the development of the studio glass movement here in America and particularly in the Pacific Northwest. And a lot of these relationships continue to this day. And this is this relationship with Autonoma that is thanks to my predecessor, Tina Alfiera, is a wonderful example of this collaboration. Beh, questa influenza internazionale è stata cruciale per il movimento dello studio Glass nel nord degli Stati Uniti, ma anche in tutta la costa del Pacifico nord-occidentale. E questa è una relazione che continua e per quanto riguarda invece la relazione con Autonoma, il tutto è nato grazie a chi mi precedeva, ossia Tina Alfiero, che ha dato il via a questa meravigliosa relazione. As Mark Antonio mentioned, Tina and Mark Antonio and Alice and the team at Laguna B have experimented with the residency each year and tried new formats and new groups. And now with Autonoma Next, it's a very exciting opportunity to focus on the next generation of glass workers, glass artists. Tina, Marcantonio e tutto il team di Laguna B hanno avuto modo di sperimentare nel corso del tempo durante i programmi di residenza, di provare anche dei nuovi format e uno di questi appunto è Autonoma Next che partirà molto presto. We at Pilchuck are very excited to participate in this prize and to offer a 2-month residency here. Takes place in the fall, the autumn, which is a beautiful time of year here. And there will be a group of basically 10 artists who have the run of the campus. All of the studios are at their disposal. A school that usually serves 50 students and a population of 100 is their personal playground for 2 months. Alla Pilchuck siamo entusiasti di partecipare a questo premio e vorrei sottolineare che la residenza avrà luogo durante l'autunno, che è un momento meraviglioso per essere qui. Ci saranno 10 artisti che avranno accesso liberamente ai nostri studi. La nostra struttura generalmente ospita 50 studenti, quindi avranno modo di scambiare informazioni e conoscenze. I know that as an artist myself, the act of dislocating to being in a residency in a very foreign environment is very beneficial to my work and actually teaches me a lot about my home. And it is our hope that these 2 months here at Pilchuck can be a valuable incubator for the chosen artists to develop new work and experiment without any pressures.
In quanto artista so qual è il valore di un periodo di residenza, soprattutto in un ambiente estero, un ambiente diverso da quello al quale siamo abituati. È un'enorme fonte di apprendimento. Pertanto spero che questi 2 mesi che il vincitore trascorrerà qui potranno fungere da incubatori per permettergli di poter sperimentare senza troppa pressione. And that they can then take those experiments and what they have learned by themselves and from the group of exciting emerging artists that they will be sharing the campus back to Venice, the connections that they have made and the network that they have made will continue to feed the growth of the international studio glass movement. E spero inoltre che ciò che avranno l'opportunità e la volontà di sperimentare qui da noi per se stessi insieme agli altri artisti lo porteranno con loro a Venezia per fare in modo di alimentare sempre di più questo movimento del vetro a livello globale. But I know everyone is eager to hear who has won this prize, so I will wrap up my comments with a big thank you to Autonoma and Venice Glass Week, and real excitement about where the future of this partnership will lead. Thank you. Quindi arrivati a questo punto so che sarete tutti molto curiosi di sapere chi è il vincitore. Pertanto concludo ringraziando Autonoma, Venice Glass Week e sperando che questa relazione continui sempre forte anche in futuro. Thank you, thank you, thank you. Grazie Benjamin, allora è arrivato il momento, l'ha annunciato Benjamin, stiamo per avvicinarci dunque alla consegna di questo primo riconoscimento, Autonoma Prize. Alice, custodito nel telefonino gelosamente la motivazione e il nome del vincitore e la vincitrice, quindi a te il compito di comunicare. Allora, grazie mille. Thank you very much, Ben. We are about to get to know who's the winner of the Autonoma Residency Prize. Alice keeps it in her mobile, so I'll leave the floor to her now. Grazie. Allora, l'Autonoma Prize di quest'anno va al progetto Touch Me di Matteo Silverio e Stefano Bullo. Matteo e Stefano, se si avvicinano per ritirare il premio, intanto abbiamo anche le motivazioni, Alice. Sì, le leggo adesso? Sì, Okay. leggiamole subito così poi mentre si avvicinano se le sentono. Allora, As the winners are approaching, let's listen to the motivations. questo progetto fa parte di un processo esplorativo che unisce arte, tecniche tradizionali muranesi e tecnologie digitali. Il vaso Touch Me mette in discussione il fatto che il vetro sia un elemento fragile e statico e che un oggetto in vetro non debba essere toccato, spostato o che non possa modificarsi. Touch Me invece è concepito proprio per essere toccato, manipolato e personalizzato grazie ad un connubio innovativo tra design e tecnologia. La forma del vaso può cambiare continuamente, rendendo così il consumatore un protagonista del processo creativo. La collaborazione tra individui, l'interattività, l'unione di tecniche antiche con la tecnologia e nuovi materiali inaspettati sono elementi che corrispondono in pieno ai valori di Autonoma e che, secondo noi, portano ad un nuovo concetto di design, ma soprattutto una nuova visione del vetro. Grazie. Anche in inglese. This project is part of a wider exploration that merges art, traditional Murano techniques, and cutting-edge digital technologies. The Touch Me vase wants to upset the usual perception that glass is fragile and static, that glass objects shouldn't be touched, shouldn't be moved,
shouldn't be moved, sorry, and shouldn't change. This piece allows anyone to touch it, manipulate it, and customize it thanks to its innovative design and technology. The shape of the vase can literally change every day, making users part of the creative process and final product. This piece exemplifies Autonoma's core values of making Murano glass techniques, a tradition that is rich but disappearing, accessible and relevant to a worldwide audience through new technologies, new designs, and new perspectives. Grazie, allora direi di avvicinare il microfono gentilmente, grazie, perché sì, togliete pure, tanto siete ad adeguata distanza. Ecco, raccontateci questa esperienza, abbiamo sentito la motivazione, se siete naturalmente emozionati, vi tiene la nostra hostess il microfono, prego. Well, thank you very much. Let's give the microphone to the winners and tell us your experience in this festival. Beh, innanzitutto grazie. Grazie alla giuria per averci scelto, ma mi sento di dire grazie anche alla The Venice Glass Week. Questo è la chiusura, il coronamento di un percorso che noi due abbiamo iniziato 4 anni fa durante la prima Glass Week. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti, neanche fossimo una coppia, anche se per certi aspetti è quasi vero, e abbiamo cominciato a collaborare assieme a questo progetto. Durante la prima Glass Week abbiamo seminato quello che poi è diventato Touch Me, quindi è bello e davvero non vediamo l'ora di poter mettere a frutto comunque questi sforzi e queste ricerche poi anche a Pilchuck con un team ben più ampio. Davvero grazie. Marta la traduzione e poi sentiamo anche Stefano, giusto? Marco, Stefano, Marco? Stefano, ecco. Marta. I would like to start by thanking the jury for choosing us, and I would also like to thank the Venice Glass Week. Well, this is the end of a journey that started 4 years ago during the first edition of the festival. In that occasion we met, we liked each other, and we started to work on this project, Touch Me. Therefore, now we can't wait to go to Pilchuck and make the most out of this prize. Therefore, thank you very much from the bottom of our hearts. Allora, volevo capire anche un attimo, se permetti Marcantonio, da Stefano, perché è venuta in mente questa idea del touch me, cioè il fatto di solito appunto il cartello non toccare, nel caso vostro invece toccate, insomma l'invito proprio a far questo. Well, I would like to know from Stefano what is the idea, the core idea behind this project, Touch Me, that, as far as I know, started from the signs saying don't touch, but on the contrary now you're inviting people to touch. Sì, solitamente il vetro in esposizione non si tocca, il vetro non si può manipolare da freddo, non si può cambiare forma. L'idea era appunto quella di poter permettere a chi possiede il pezzo o comunque a chi visita la mostra di poter lui stesso cambiare in base al suo punto di vista la forma dell'oggetto. Oltre a questo, insomma, per risposta volevo unirmi ai ringraziamenti di Matteo e grazie a tutti. Mi sento sono molto lusingato, insomma, di ricevere questo premio, sono ancora molto emozionato. Grazie a tutti. Grazie. Well, yes, glass should not be touched, but with this idea we wanted to offer the owner or those who come to the exhibition to actually touch the object and change its shape, which is normally not possible. Apart from this, I join Matteo in thanking all of you. I'm honored to receive this prize and I'm very happy. Ecco, a tal proposito vorremmo vedere un video, chiedo alla regia di poter partire con un video che illustra il progetto, prego. Well, let's now watch a video about this project.
Grazie, complimenti ai nostri vincitori, potete tornare ad accomodarvi, grazie, tanto il viaggio premio l'avete vinto, quindi ringrazio Marcantonio per aver ancora una volta valorizzato questa grande iniziativa dell'Hub, Marcantonio Brandolini Dadda, ringrazio Alice De Santigliana, facciamo un piccolo cambio ospiti, grazie per essere stati con noi per questa prima parte della cerimonia, ora si tratta di passare al prossimo riconoscimento, al prossimo premio, vedete che è cambiata anche la grafica e il logo perché introduciamo un altro premio, il Bonhams Prize, e quindi invito sul palco Jean Blanchard e Benedetta Alpini. Jean, grazie, salutiamo con un applauso naturalmente, grazie. Al centro, metta al centro, di qua? Perfetto, avete concordato i posti, benissimo. Allora, come dicevamo, la seconda parte della nostra cerimonia è dedicata proprio alla sezione, la seconda edizione del Bonhams Prize for the Venice Glass Week. Sullo schermo abbiamo visto il nuovo logo. Allora presentiamo naturalmente i nostri nuovi ospiti, che sono Jean Blanchard, curatore e giurato del Bonhams Prize for the Venice Glass Week, Benedetta Alpini, che è responsabile dell'ufficio Bonhams di Milano e giurata del Bonhams Prize for the Venice Glass Week. In collegamento, anche in questo caso, siamo veramente internazionali quest'anno, perché abbiamo Dan Tolson, direttore del Dipartimento di Arti Decorative del Novecento e Design di Bonhams New York, giurato del Bonhams Prize for the Venice Glass Week. Vediamo se riusciamo a salutarlo. Good afternoon. Hello everybody. Welcome. I'm sorry I can't be there in person, but I'm here in my office in New York, and I'll be watching the proceedings remotely. Buon pomeriggio a tutti, sono molto dispiaciuto di non poter essere lì con voi, ma seguirò con attenzione tutto lo svolgersi della cerimonia. Grazie. Allora, dicevamo che si tratta di un importante premio, un riconoscimento da parte della Bonhams New York, casa d'asta internazionale fondata nel 1793, una delle più grandi e importanti case d'asta al mondo, specializzata in arte, antiquariato, automobili e gioielli. E il premio viene assegnato da una giuria composta da Giovanna Palandri, Jean Blanchard e Dan Tolson, quest'anno supportato nella preziosa attività di visita sul campo, toccando con mano le opere, da Benedetta Alpini, arrivata proprio da Milano. E allora io direi di dare la parola a Jean per prima naturalmente la traduzione da parte di Marta e poi facciamo la nostra domanda a Jean. Well, we're starting with the second part of our ceremony with the second edition of the Bonhams Prize. You can actually see the logo on the screen. We have here on the table Jean Blanchard, the curator, and Benedetta Alpini, manager at Bonhams in Milan, and connected from New York, Dan Tolson, Bonhams director of modern art and contemporary art and design department. This is a very important prize. Bonhams is an auction house that was founded in 1793. It dwells on art, antiques, cars and jewelry. The jury for this prize is composed by Giovanna Palandri, Jean Blanchard, Dan Tolson, and with the support of Benedetta Alpini. And now let's leave the floor to Jean Blanchard. Jean, allora il senso di questo premio e soprattutto che è stato un anno molto complicato e pieno di sfide, questo anche per riuscire ad allestire un'iniziativa del genere. Well, can you explain the meaning of this prize, especially in this very complicated year? Lo faccio volentieri e prima vi saluto. Cari amici, benvenuti e grazie per la vostra affezione.
e mi riferisco anche a chi ci sta seguendo da casa tramite YouTube, inclusi alcuni partecipanti che purtroppo a causa delle limitazioni alla capienza della sala non sono fisicamente qui con noi. A questo evento sempre più interessante, The Venice Glass Week. Questa è la 4ª edizione. Per innumerevoli motivi sanitari ha rischiato di non accadere. Si è realizzata grazie alla passione, alla tenacia e al desiderio di David Landau, che con le stanze del vetro è stato il vero padre di questo festival, coinvolgendo il resto del comitato organizzatore, lo staff, i collaboratori e infine gli sponsor e le istituzioni come il Comune di Venezia e la Regione del Veneto, che quest'anno più che mai hanno creduto in questo evento. Possiamo fare un applauso? Cosa dici? A round of applause, please. Ma la sorpresa più grande è venuta proprio dal mondo del vetro, veneziano, muranese e internazionale. Nonostante le difficoltà causate dal Covid-19, dopo accurata selezione del comitato scientifico, ci siamo trovati a dover programmare 180 eventi provenienti da tutto il mondo. Anche quest'anno, durante la Venice Glass Week, si respira in città un'aria di grande fermento. È palpabile, girando per le strade si sente che Venice Glass Week è sulla bocca di tutti, è conosciuta da tutti, e questo è, quando si creano cose nuove bisogna arrivare alla 4ª volta per far sì che l'informazione arrivi alle persone, e qui ci siamo. Proprio nel momento in cui il vetro artistico, a partire da quello di Murano, ha più bisogno di sostegno, questo accade. The Venice Glass Week celebra la grande attualità di questo medium, sempre più amato da artisti e designer di tutto il mondo, e induce tutta la città e tutti gli attori di questo universo variegato ad aprire le loro porte, dalle grandi fornaci internazionali alle realtà più di nicchia o popolari, dai maestri famosi ai designer giovani e sperimentali che si sono in questo caso impegnati proprio in occasione del festival a proporre il meglio della loro ricerca e della loro creatività. Uno sforzo e uno slancio del genere, a maggior ragione in un anno come questo, in cui sarebbe stato comprensibile ripiegarsi su se stessi, devono essere riconosciuti, incoraggiati e premiati. Con questo spirito, nel 2019 è stato istituito il Bonhams Prize for the Venice Glass Week, attribuito al miglior progetto del festival. Il premio è sponsorizzato dal Dipartimento di Arti Decorative Moderne e Design di Bonhams, New York, il cui direttore Dan Tolson ho avuto l'onore e il piacere di conoscere lo scorso anno. Un premio di 1.000 euro per incoraggiare chi propone progetti originali pensati per il festival. La prima edizione del 2019 è stata vinta da Barbini Specchi Veneziani per il loro progetto Materia Eterea. L'anno scorso sono state assegnate anche 2 menzioni speciali a 2 progetti. Uno è Isolani di Roisin de Boutléar, un progetto irlandese che si svolgeva nelle isole Faro, per dirvi quanto ampio è il raggio d'azione di questo premio, e l'altro ad Autonoma, che quest'anno è presente invece in un'altra veste. Io e le colleghe della giuria, Giovanna Palandri, Istituto Veneto, Benedetta Alpini, Bonhams,
in contatto costante con Dan Tolson da New York e sempre coadiuvati da Camilla Purdon, che è The Venice Glass Week, sapevamo che il nostro lavoro sarebbe stato interessante e impegnativo allo stesso tempo. Questa quarta edizione è stata importante e magnifica, allietata e rafforzata da iniziative come la Floating Furnace, che è la fornace galleggiante, che ha radici nel XVI secolo, quando venne il re Enrico III di Francia, oppure le Conversations on Glass e i Venice Glass Weeks Tour. Il gran numero di progetti interessanti ci ha messi nell'imbarazzo della scelta. Comunque grazie e complimenti a tutti i 180. Adesso lo dico in inglese. Dear friends, thank you once again for your wonderful support, including those who are following us on YouTube, those who, unfortunately, due to room capacity limitations, cannot be physically here with us at this increasingly exciting event, which is the Venice Glass Week. As you well know or can imagine, this fourth edition almost didn't happen for many reasons. It has become a reality thanks to the determination and passion of David Landau, who, with L'Estanza del Vetro, is the true father of this festival. He managed to involve the rest of the organizing committee, staff, collaborators, and finally sponsor and institutions, including the municipality of Venice and the Veneto region, who believed in this project this year more than ever. But the biggest surprise came later, and it came from the glass industry itself, in Venice, Murano, and globally. Despite all the limitations and difficulties due to COVID-19, we still have a program with over 180 events proposed by operators and artists from around the world. In short, once again, there is a thrilling and positive atmosphere throughout the city in these days. Glass Week of the Venice Glass Week, at a time when artistic glass, starting with Murano glass, needs more support, or most needs support. The Venice Glass Week celebrates a highly contemporary medium that is becoming increasingly popular with artists and designers worldwide, and that leads the entire city and all of the operators and artists of this varied universe to open their doors, from the great international furnaces to popular and niche companies, from famous masters to young and experimental designers, who are committed to offering the best of their creativity during the festival. Efforts and energy of this kind must be acknowledged, encouraged, and rewarded, especially in a year like this, in which it might have been easier for all of us just to stay at home. This is the spirit that led to the introduction of the Bonhams Prize in 2019 for the best project of the festival. The prize is sponsored by the Department of Modern Decorative Arts and Design at Bonhams, New York, the director of which, Dan Tolson, I had the honor of meeting in person last year. This award is a cash prize of €1,000, which we hope will help and encourage those who propose original projects significantly designed for the festival. I would like to remind you that the first edition in 2019 was won by Barbini Specchi Veneziani for their Materia Etera project, and that the two special mentions
were awarded to Isolani by Roisin de Boutellard, Ireland, and Autonoma, which is present this year in another guise. My colleagues from the jury, Giovanna Palandri and Benedetta Alpini, Giovanna Palandri, Istituto Veneto, Benedetta Alpini, Bonhams, and from a distance, Dan Tolson, and not from a distance, Camilla Purdon, Venice Glass Week, helped us to arrive to a decision. However, we thought it would have been so for different reasons. We thought that the challenging health and economic situation linked to the pandemic would discourage many from participating in the 4th edition of the Venice Glass Week. Instead, we received so many interesting and praiseworthy projects that it was very difficult to choose between them. I believe this is in part thanks to the incredible strength of the festival itself in conceiving and bringing about new initiatives and contents like the Floating Furnace, Conversations About Glass, and the Venice Glass Week tours. So, once again, thank you everyone and congratulations. Grazie Jean. E allora io pregherei la regia di ripristinare il collegamento via satellite con New York per collegarci con Dan Tolson, dal quale vorremmo naturalmente capire e farci raccontare in primis perché naturalmente Bonhams, in particolare il suo dipartimento, abbia deciso di sostenere questo festival e quale è stata l'impressione che ha portato con sé dopo aver vissuto di persona l'edizione 2019. Vediamo se torniamo a collegarci con New York. Eccoci qua. We're now going to listen to the words of Dan Tolson, and we would like him to explain us why Bonhams, and especially his department, decided to support this festival, and especially we would like to know which are the impressions that you took back to New York with you after participating last year. Thank you so much for the introduction. I'm very happy to be back here. I wish I could be there in person, but sadly, I'm over here in New York. But I've been talking to my fellow judges, Jean and Benedetta and Giovanna, regularly over the course of the past week. Bonhams is delighted to be supporting the festival once again with the 2nd edition of the Bonhams Prize as part of Venice Glass Week, following the inaugural edition last year. As a historic company that has been organizing auctions since 1793 and held some of the very first design auctions anywhere in the world during the late 1980s, we have continuously striven to celebrate the exceptional talent and innovation of contemporary artists and designers. Today, we continue this legacy to recognize not only Murano's rich heritage, but also to celebrate the vision of today's glassmasters and artists currently working in Murano and their unique contribution to the global design community. Vi ringrazio per la presentazione, sono molto lieto di essere qui con voi di nuovo, anche se purtroppo non di persona, infatti vi parlo da New York, ma nelle settimane scorse sono stato in contatto con Jean e con Benedetta che mi hanno aggiornato sugli sviluppi. Devo dire che dopo l'edizione inaugurale dell'anno scorso, Bonhams è molto lieta di portare il proprio contributo al Venice Glass Week anche quest'anno con la 2ª edizione del Bonhams Prize. In quanto azienda storica che organizza aste dal 1793
e che ha tenuto alcune delle prime aste al mondo nell'ambito del design a partire dalla fine degli anni '80, lavoriamo continuamente per celebrare l'eccezionale talento e l'innovazione degli artisti e designer contemporanei. Oggi portiamo avanti questo retaggio come riconoscimento non solo del ricco patrimonio muranese, ma anche per celebrare la visione degli artisti e dei maestri vetrai contemporanei attualmente attivi a Murano e quindi il loro contributo unico alla comunità globale del design. And as I mentioned earlier, I'm very disappointed that I can't be there with you today to attend in person. However, I think I'm not alone in saying that we have all found new skills through this challenging year, a year in which we have found that the links that bond the world glass community together are stronger than ever. Although I was unable to attend in person this year, I am speaking to you from my office 3,000 miles away in New York. I have been incredibly fortunate to have such excellent fellow judges in Jean Blanchard, Giovanna Pelandri, and Benedetta Alpini. They have worked tirelessly to keep me apprised of the huge range of incredible contestants for this year's prize, all over the island in real time via Zoom. I would like to thank them all for their hard work and dedication in this endeavour. I would also like to thank the Venice Glass Week Organising Committee, Camilla Perdon, as well as Elena Casadoro and Francesca Funga of Casadoro Funga Comunicazione for all their help and support and for putting together yet another world-class production this year. Come dicevo già prima, mi dispiace molto di non poter partecipare di persona quest'anno. Tuttavia non credo di essere solo nel dire che in questo anno così difficile abbiamo tutti sviluppato delle nuove competenze. È stato un anno nel quale abbiamo scoperto che i legami che uniscono la comunità mondiale del vetro sono più forti che mai. Sebbene non mi sia possibile partecipare di persona quest'anno, mi sento molto fortunato di aver avuto l'opportunità di lavorare con degli eccellenti colleghi di giuria, Jean Blanchard, Giovanna Palandri e Benedetta Alpini. Hanno lavorato tutti incessantemente per tenermi al corrente in tempo reale, via Zoom, dei partecipanti, dei meravigliosi partecipanti al premio di quest'anno. Vorrei ringraziarli per il loro duro lavoro e la dedizione in questo compito. Vorrei inoltre ringraziare Camilla Perdon e tutto il comitato organizzativo della Venice Glass Week, nonché Casadoro Fungher di Casadoro Fungher Comunicazioni, e per l'aiuto e il supporto nell'organizzare anche quest'anno un festival sensazionale. Grazie. Grazie a Dan Tolson. E allora è arrivato il momento, Benedetta Alpini, a lei il compito, entriamo nel clou, abbiamo 2 menzioni quest'anno, quindi comincerei subito con dare corso alla menzione al nome o al nome alla menzione, scelga lei. Well, thank you, Dan. And now I'll leave the floor to Benedetta Alpini. We have 2 mentions this year, so let's get started and find out the names. Grazie, grazie a tutti, grazie a Venezia, grazie al Festival Venice Glass Week e grazie anche ad un donatore, un collezionista anonimo che preferisce mantenere l'anonimato e che quest'anno ha deciso di donare un premio in denaro anche per le menzioni speciali. Quindi passiamo alla prima menzione speciale. Va alla Finestra Melisse, curata da Elisa Char a Palazzo Contarini Polignac. The window says to me.
Presente? Allora invito... Sì, prego. Well, I would like to thank everybody. I would like to thank Venice. I would like to thank the Venice Glass Week. And I would also like to thank an anonymous donor who made a donation, which is being used as a cash prize also for the mentions, the people who will be rewarded the mentioned. So let's get to the first name. The first mention goes to La Finestra mi disse, the window says. Invito Tristano Di Robiran a venire qui di fronte per ritirare un cuore in vetro che quest'anno è proprio il simbolo della Venice Glass Week. So I invite Tristano Di Robiran. So Tristano Di Robiran is receiving a heart of glass, which is actually the symbol of this year's Venice Glass Week. Ecco, se posiamo gentilmente il microfono, chiedo scusa. No, prego, ecco qua. Appunto, volevo ringraziare tutti di Venice Glass Week per questo evento favoloso di questi ultimi anni. Volevo ringraziare anche Andrea Ziglio, con cui i lavori sono stati realizzati, una persona molto importante con cui collaboro già da 15 anni. E vorrei citare anche qui le altre persone all'interno della fornace che sono importanti, come chi mescola i colori, i molatori, e anche Renzo Ferro che dirige l'Anfora. Volevo ricordare Eliza Sciar, la curatrice, che purtroppo non c'è, però ha seguito le cose appunto via Zoom. E poi volevo ringraziare anche Beacon de Montebello che ci ha invitato a mostrare le cose all'interno del Palazzo Polignac, che così è, diciamo, una continuazione di una tradizione di mecenatismo di quasi un secolo. Quindi un grazie a tutti. Grazie. Well, thank you very much to everybody at the Venice Glass Week, which is a wonderful event. I would also like to seize the opportunity to thank Andrea Ziglio, who's been precious in this project. We've been collaborating for 15 years, and everybody else at the Furnace, among others, Renzo Ferro, Liza Sciar, who's the curator and cannot be here with us today, De Montebello, who invited me to expose at the Palazzo Polignac, therefore continuing a tradition that has lasted for a century. Grazie, congratulazioni ancora. Se mi permettete di leggere due motivazioni, commenti su questo bellissimo progetto. La mostra La Finestra mi disse, curata da Elisa Sciar a Palazzo Contarini Polignac, presenta una selezione di 7 sculture in vetro ideate da Tristano Di Robiran. L'artista, che ammanta di poesia tutto ciò che fa, ha realizzato queste opere ispirandosi a un episodio della vita di Marcel Proust. Tristano Di Robiran da più di 15 anni realizza le sue sculture in vetro con il grande maestro Andrea Ziglio, che sa interpretare alla perfezione il suo pensiero fatto di immagini uniche e inedite. The Window Says to Me. The exhibition The Window Says to Me, created by Elisa Sciar at Palazzo Contarini Polignac, presents a selection of 7 glass sculptures designed by Tristano Di Robiran. The artist, who cloaks everything he does with poetry, created these works inspired by an episode in the life of Marcel Proust. Tristano Di Robiran has been making his glass sculptures for more than 15 years with the great master Andrea Ziglio, who knows how perfectly how to interpret his thoughts based on unique and never before seen images. So congratulations. E andiamo col secondo menzionato. La seconda menzione speciale va al progetto Men in the Glass. Scusatemi.
curato da Marica De Nora e Alessandro Possati e promosso da Zuecca Project, che invito a venire qua a ritirare il cuore. The second mention goes to The Man in the Glass, curated by Monica De Nori and Alessandro Fossati from the Zuecca Project. Sentiamo la motivazione prima dell'intervista ai vincitori, grazie. Well, let's listen to the motivation before interviewing the winners. La mostra Man in the Glass, curata da Marica De Nora e Alessandro Possati e promossa da Zuecca Project, è allestita nello splendido Squero a Castello e presenta le opere di Marcin Gérard. Artista polacco di Cracovia, Gérard insieme ai curatori ha concepito un progetto in perfetta sintonia con il titolo della manifestazione, The Heart of Glass, cioè il cuore di vetro. Grazie ad una delle più antiche tecniche fotografiche, la fotografia al collodio umido, ci restituisce i volti espressivi dei veri protagonisti di Murano, i maestri vetrai. I loro sguardi, sapientemente antichizzati e immortalati per sempre sulla lastra, da loro stessi trattata, realizzata e scelta, ci portano indietro nel tempo. Man in the Glass, the exhibition created by Marica De Nora e Alessandro Possati, organized and promoted by Zuecca Project, and set within the splendid Squero in Castello, presents the works of Marcin Gérard, the Polish artist from Krakow, who, together with the curators, conceived a project that is in perfect harmony with the title of this year's festival, The Heart of Glass, involving a number of historical and prestigious furnaces from Murano, to name a few: Nason Moretti, Schiavone Art Team, Barbientoso. Using one of the oldest photographic techniques, the wet collodion process, Gérard reveals to us the expressive faces of the true protagonists of Murano, the glass masters. Their gazes, expertly antiqued and forever immortalized on the glass plates that they themselves have treated, created, and chosen, take us back in time while also looking steadily to the future. So thank you and congratulations. Se volete commentare. Deve tenerlo. Questo progetto ha voluto portare l'attenzione e valorizzare le persone che sono dietro le opere, che possiamo tutti apprezzare in questa manifestazione, e dare importanza al genius loci che rende Venezia Murano unica, e le opere che vengono fatte. Marcin ha dedicato diversi mesi alla volta per la realizzazione di questo progetto, immergendosi nella comunità dell'isola per carpire e catturare lo spirito di questi artigiani, di questi maestri e della vita unica che si sviluppa in questo luogo. Quindi vorrei ringraziare Marcin per la sua dedizione di questi anni, Marica per l'attenzione e la cura a ogni dettaglio nella presentazione di questo progetto, Francesco Bortolotto Possati per l'allestimento e l'ospitalità presso lo Squero di Castello, e tutti i maestri che hanno dedicato il loro tempo e attenzione a noi affinché possiate godere di questa mostra. Grazie. The idea behind this project was drawing attention to the people behind the artworks that we appreciate here in this festival. It's also a tribute to the genius of Murano and its people. Marcin literally entered inside this culture, the culture that is on the island, and enjoyed its unique life, getting in touch with the maestros. Therefore, thanks Marcin, thanks Marica for taking care of each detail in this project. Thanks to Francesco Fossati for hosting us at the Palazzo Squero Castello, and please enjoy this exhibition. Thank you very much.
Allora, adesso siamo decisamente arrivati al vincitore della seconda edizione. Prego, Benedetta. Il vincitore della seconda edizione del Bonus Prize for the Venice Glass Week va al progetto Unbreakable Women in Glass della Fondazione Berengo. Invito Adriano Berengo e Nadia Romen. Unbreakable Women in Glass, curata da Nadia Romain e Cohen van Mechelen, che purtroppo non si trova a Venezia al momento, è un progetto originale che la Fondazione Berengo presenta in occasione del Festival The Venice Glass Week. Si tratta di una grande mostra collettiva che celebra le numerose artiste donne con cui Berengo Studio ha avuto l'onore di collaborare nel corso dei suoi 30 anni, alcune anche conosciute tramite la Glass Stress, che ha celebrato 10 anni l'anno scorso. Nonostante l'arte del vetro storicamente sia stata dominata dagli uomini, nel tempo sempre più donne si sono misurate con le infinite possibilità creative di questo materiale. Sono proprio le artiste donne quelle che più spesso hanno spinto i maestri dello studio Berengo a sperimentare tecniche innovative e cercare di ridefinire i limiti legati alla lavorazione del vetro. In un momento storico in cui le artiste, nonostante i progressi raggiunti negli ultimi anni, continuano a lottare per un loro pieno riconoscimento, la Fondazione Berengo intende onorare con questa mostra il loro spirito indistruttibile. Unbreakable Women in Glass, created by Nadia Romain and Cohen van Mechelen, who unfortunately is not here at the moment in Venice, is a project that the Berengo Foundation conceived and organized especially for the occasion of the Venice Glass Week Festival. This large group exhibition celebrates the numerous female artists with whom Berengo Studio has had the honor of collaborating over the course of its 30 years, some through his world-renowned exhibition Glass Stress, which celebrated 10 years last year. Although the art of glass has historically been dominated by men, over time, more and more women has decided to engage with the infinite creative possibilities of the material. It has generally been female artists who has most often pushed the masters of Studio Berengo to experiment with innovative techniques and try to redefine the limits associated with glassmaking. In a historical moment in which female artists, despite the progress achieved in the recent years, continue to fight for their full recognition, the Berengo Foundation intends to honor their indestructible spirit with this exhibition. Congratulations. Allora, se vogliamo dare due parole, prego. Allora, anzitutto devo dire che non ho mai ricevuto nessun premio in tutta la mia vita. Neanche a scuola non ero molto brillante. Poi avevo anche la presunzione di essere un grande nuotatore. E allora io mi buttavo a capofitto nelle competition, ma anche là non riuscivo, arrivavo quinto, sesto, forse delle volte ultimo. Quindi per me avere l'onore di avere il Bonham Prize è come ricevere il premio Nobel per l'arte in vetro, che tra l'altro sappiamo che il premio Nobel non esiste per l'arte in senso stretto, no? Quindi sono molto contento, orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento e vorrei anche dire questo, siccome io devo tutto, quasi tutto, all'intelligenza e alla dedizione dei miei due curatori, in primis Nadia Romain, io vorrei regalare questo premio all'associazione che la Nadia rappresenta nel mondo. Fatemi dire esattamente il nome perché, scusami. Allora, Nadia appunto serves an advisor to the board of this non-profit humanitarian organization that provides
practical and moral support to female survivors of war. The organization is called Women for Women International. I hope. Allora un attimo che Marta traduce, grazie, poi sentiamo gentilmente anche la nostra artista. Devo dire di non aver mai ricevuto nessun premio in tutta la mia vita, neanche a scuola. E pensavo anche di essere... No, in inglese, vero? Dovremmo dirlo, Marta? Oh, sorry. Lo so che dopo 2 ore... Scusate. Well, I have never received any prize in my life, not even at school. And I also believed I was an excellent swimmer, but to no success. I never reached any prize there. So receiving the Bonhams Prize is like receiving the Nobel Prize for me, even though we know that a Nobel Prize for art itself doesn't really exist. Therefore, I'm really, really proud of receiving this prize. And I must say that I owe everything, almost everything, to the intelligence and dedication of our curators, especially Nadia Roman. Therefore, I would like to give this prize to her organization, which is a no-profit humanitarian organization providing support to women who survived war. The organization is Women for Women International. Thank you very much. Ecco, vorremmo sapere dall'artista il senso del successo e di essere riuscita a vincere questo premio. Buonasera, il mio italiano è così, ma io provo. Vorrei ringraziare The Venice Glass Week per l'organizzazione e per fare questo choice della mostra, e vorrei ringraziare Bonhams che ha supportato la mostra, ma che è anche un supportatore di Women for Women International. È un molto grato per me che Adriano Berango mi ha chiesto di far parte di questa avventura con Van Mechelen, il co-curatore. E non c'è molti che può dire che ha fatto una mostra con 64 donne artisti. Amplificare la parola delle donne è qualcosa che è molto importante nella mia vita, e Unbreakable Women in Glass è un affascinante dialogo tra artisti internazionali da Venezia a India. Che share their vision dal mondo e dal futuro. Venezia è una città di grande creatività, è una città di creatività artistica, intellettuale, è anche un centro economico. È una città che è unica nella storia dell'umanità e che è la dimostrazione del genio umano e della nostra capacità a creare, a rinnovare e a credere nel futuro. La visione che ha Adriano di fare questo centro a Murano 30 anni fa per artisti contemporanei venire a Venezia e esplorare il glass, il vetro, artisti che generalmente non utilizzano vetro, è qualcosa di unico, è come un laboratorio che non si trovano in altro posto. Per me questa mostra rappresenta la vivacità di Venezia. È una città moderna, una città che è tornata dal futuro, un futuro che è femminile. Grazie.
Well, good evening, and I would like to thank the Venice Glass Week for organizing this beautiful festival. I would like to thank Bonhams for this prize, and for supporting our exhibition and the Women for Women organization. I am very grateful to the Berengo Foundation for asking me to be part in this adventure, in which we gathered 64 female artists in my life. Enhancing the voice of women has always been very important to me. This exhibition is a dialogue between international artists from all over the world, from Venice to India. And it's a way of sharing the vision about the world and the future. Venice is a very creative, artistic, intellectual city. It is also an economic center, but it's unique, a unique place in humanity. It's a symbol of human genius, the genius of humans that believe in the future. The idea of Adriana of funding this center in Murano to allow artists from all over the world that probably are not familiar with glass, to enable them to explore glass is something unique. And therefore, to me, this exhibition is an expression of Venice liveliness. Venice is a modern city that is back from the future, and a future for women. Grazie, congratulazioni. Thank you. Bene signori, siamo arrivati alla conclusione di questa cerimonia. Io ringrazio Jean, ringrazio Benedetta, ringrazio Marta Brotto che ci ha accompagnato per tutta la nostra cerimonia nelle traduzioni, un po' in italiano, un po' in inglese, un po' in inglese e un po' in italiano. Direi che a questo punto chiudiamo qui. Un grazie a tutti gli artisti. Immagino che i fotografi vi chiedano al limite una foto, poi tutti assieme con la giuria, naturalmente con le mascherine purtroppo, essendo ravvicinati, se gentilmente qui davanti vi sistemate per fare una bella foto di gruppo dei premiati. Un grazie ancora di cuore a tutti. L'appuntamento è per il prossimo anno. Arrivederci, grazie. So the ceremony is now concluded. I would like to thank Jean and Benedetta. I would like to thank all of the artists that participated. Please approach the stage for a group photo. Please use your face masks. And thank you very much. See you next year.